Il Tribunale dell'Unione Europea ha deciso che la Presidente von der Leyen debba mostrare i messaggi intercorsi tra lei e il CEO della Pfizer quando sono stati acquistati dall'Unione Europea ben 1,8 miliardi di dosi di quel vaccino. È gravissimo, secondo il Tribunale dell'Unione Europea, che non ci sia trasparenza. Secondo il Tribunale non ci sono delle ragioni sufficienti per negare l'accesso a quei messaggi. Allora, tutto ciò era stato avviato dal New York Times, che aveva domandato di leggere i messaggi, gli era stata negata questa possibilità. Oggi noi, alla luce di questa sentenza, abbiamo già presentato un'interrogazione alla Presidente e alla Commissione chiedendo a questo punto di poter accedere direttamente alla lettura di quei messaggi intercorsi tra la Presidente von der Leyen e il CEO di Pfizer, perché noi riteniamo che quando si utilizzano fondi pubblici, ma quando si incide così tanto sulla vita e la salute delle persone, ci debba essere almeno onestà, correttezza e trasparenza. Noi non crediamo assolutamente che quei messaggi siano stati cancellati, noi non crediamo assolutamente che non sia stato possibile rilevare la attendibilità, l'onestà e anche la correttezza della procedura di acquisto di lo ripeto, 1,8 miliardi di dosi di quel vaccino.